Un dipartimento, quello del servizio diagnostica integrata dell'azienda ospedaliera, che è una grande aggregazione di tutti coloro i quali contribuiscono a vario titolo alla diagnosi, prerequisito per le decisioni cliniche, quindi diagnosi patologica, radiologica, tossicologica, di laboratorio. A subentrare a Mario Plebani, andato in pensione, il nuovo direttore Paolo Deitos, che potrà contare su una nuova sede di anatomia patologica nel cuore del Giustinianeo per un investimento di 6 milioni di euro, e a breve ci sarà anche un nuovo laboratorio di patologia oncologica. Oltre al riconoscimento che Padova riceverà dalla Commissione europea in qualità di centro leader per l'impegno nei tumori rari. Il Dipartimento ha avuto la necessità anche di integrare strutture quali ad esempio la psicologia, quindi il supporto ai malati e alle loro famiglie, quindi è un'integrazione complessa, sicuramente complessa, ma che ha un senso proprio nel processo di integrazione di cui il titolo del Dipartimento, che è, se volete, il valore aggiunto della medicina di oggi. Un centro che in periodo Covid è stata l'unica struttura del Veneto ad effettuare autopsie su malati di Covid, contribuendo con i dati raccolti a delineare i contorni della malattia. La diagnostica anatomopatologica di oggi è una diagnostica sul vivo, ma nel caso di una insorgenza di una nuova malattia il valore del riscontro diagnostico è fondamentale, perché lì abbiamo ottenuto delle risposte. Mi riferisco alla scoperta delle microtrombosi, al danno polmonare meccanico da ventilazione forzata, che hanno aiutato poi i nostri colleghi clinici a fare scelte diverse, e questo anche è dimostrato dalla qualità degli esiti nei pazienti che sono stati comunque ospiti della nostra struttura ospedaliera.